Io penso una cosa, che i punti toccati sono punti interessanti, penso al tema dell'economia, il rilancio dell'economia, il tema del sociale, il tema della sicurezza, dell'immigrazione, dell'autonomia. Sulle infrastrutture noi difendiamo le nostre infrastrutture, per cui da Veneto dico che sulle infrastrutture, mantenendo l'alveo della legalità e del controllo spasmodico, continuiamo a procedere. L'autonomia è uno dei caposaldi del contratto di governo e tanto basta a Luca Zaia per dirsi soddisfatto della mediazione 5 Stelle Lega, un tassello su cui Zaia ha da sempre spiegato di non essere disposto a cedere. E ora che il governo a trazione Carroccio e 5 Stelle non è più una remota ipotesi ma una concreta possibilità, anche il progetto di autonomia del Veneto sembra intravedere un nuovo percorso che potrebbe aprirsi. Una sorta di strada così in discesa da far ipotizzare a qualcuno anche una nuova calata romana di Zaia alla guida di un ministero di peso. Il diretto interessato taglia corto e lascia intendere che non c'è alcuna possibilità in questo senso. I toni sono ancora una volta perentori. No, guardate, il mio telefono è sempre tranquillo, non scotta, nessuna telefonata, nessuno scrive, nessuno telefona, perché hanno capito che io mi devo occupare del Veneto. E anzi, non dormono sonni tranquilli perché noi abbiamo l'autonomia e un istante dopo che il governo si sarà formato, noi presentiamo il conto sull'autonomia. Chiaro per tutti questo. Le prossime ore saranno quindi cruciali non solo per la formazione del nuovo governo, ma anche per le ripercussioni che questo ha già promesso, prima ancora di nascere, a nord-est.